Nuove informazioni, nuovi reperti entrano in scena nella misteriosa fine di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa e fatta sparire nel gennaio del 2016 e della cui morte sono accusati i fratelli Sorgatto e la tabaccaia Manuela Cacco. Dopo la mandibola e il pezzo di femore rinvenuti nei giorni scorsi lungo la spiaggia di Albarella a Rovigo, spuntano altre 2 ossa ritrovate da una turista di Asolo ad Isola Verde. Lo rivela il quotidiano Il Gazzettino. La donna avrebbe raccolto i reperti sulla battigia della foce dell'Adige, convinta che fossero ossa di animale o resti di un pesce, ma dopo aver sentito dei ritrovamenti ad Albarella ha avuto un dubbio e si è rivolta ai carabinieri. La procura, su richiesta dei militari, avrebbe già chiesto il sequestro del materiale osseo. Sembra trattarsi di 2 vertebre. Le indagini, che stanno coinvolgendo le procure di mezza regione, dunque proseguono nel più stretto riservo. La squadra mobile di Padova avrebbe chiesto ai familiari di Isabella Noventa le lastre dentarie della donna. Lo stesso fratello Paolo, che abbiamo sentito telefonicamente, ha detto di essere in grado di poter riconoscere la mandibola della sorella, visto che la donna aveva subito alcuni interventi per la sistemazione di un ponte, ma dopo aver visto le foto del reperto però nutre molti dubbi che possa trattarsi della mandibola della sorella scomparsa. Prima di mettere la parola fine però il medico legale incaricato dalla procura di Rovigo deve accertarsi che siano ossa umane ed escludere dunque l'ipotesi che si tratti di reperti animali. Solo a quel punto verrà estratto DNA per stabilire se si tratti di Isabella.